ero arrivata ormai disperata perché tutti i dentisti dove sono andata a Milano mi dicevano che era un caso veramente grave, non avevo più osso e l'osso che avevo era sottilissimo, quindi a 55 anni potevo mettere solamente una protesi mobile, togliere tutti i denti per bloccare l'infezione e una protesi mobile. E davvero ero sconsolata. Poi io faccio un lavoro estetista, per cui sempre a contatto con le donne, con la bellezza, ed ero arrivata a un punto dove non riuscivo più a sorridere, mettevo sempre la mano davanti e quindi era dura. E poi sentirmi dire che addirittura mettere una protesi mobile, caspita, mi è crollato il mondo addosso. Quindi mi sono detta non potrò mai. E mi sono messa a leggere, a cercare e avevo capito che per me in effetti l'unica cosa che potevo fare erano proprio queste griglie, queste gabbiette. Ho cercato e finalmente su Facebook ho visto il dottor Palmas. Ho guardato tutti i video, ho ascoltato alla sera appena potevo. Caspita, mi sono detta, non mi sembra male. Oltretutto parla anche di queste griglie, è l'unica cosa che posso fare io. I denti che ho adesso sono molto simili a quelli che avevo io prima. Mastico bene, ieri sono uscita a mangiare, insomma sto bene, sorrido, il mio compagno mi guarda con occhi come se mi avesse riconosciuto, riscoperto. Sono contenta e ero tanto titubante, credetemi, titubante per tutto. Onestamente, allora, a livello economico i prezzi imbattibili, rispetto all'Italia non c'è paragone e il mio è stato un lavoro grande, quindi non c'è paragone. E poi devo dire davvero bravi, siamo andati anche al laboratorio qui a Chisinau e le tecniche sono molto avanti, hanno delle tecnologie davvero molto avanti, quindi io non credevo, ma davvero in Moldavia devo dire che per la cura a livello odontoiatrico penso proprio che siano il top. Sono un po' ignorante, ma penso proprio che siano il top. Bravo dottor Palmas e bravo lo staff, belle le cliniche. E se tornassi indietro rifarei tutto da capo e sono felice di aver avuto questa possibilità. Poi in Finalmente Finalmente posso farlo.